L'annuncio arriva direttamente da Trapani, dove si trova già a bordo della nave Mare Jonio, ormai prossima a tornare in mare nel Mediterraneo centrale per portare soccorso ai migranti. Si attendono ora solo le ultime visite ispettive della Capitaneria di Porto, prima dell'ultimo via libera alla partenza. Il veneziano Beppe Caccia è più determinato che mai. Sono nel porto di Trapani a bordo della nave Mare Jonio di Mediterranea che stiamo preparando per la nostra prossima missione in mare. Dal capo missione arrivano alcune bordate molto chiare al governo, prima tra tutte l'assenza della maggioranza nelle ultime audizioni parlamentari. Alle commissioni parlamentari, dove ad ascoltarci c'erano solo i deputati dell'opposizione, abbiamo ribadito quella che è la nostra posizione insieme alle altre organizzazioni non governative. Il decreto non può essere emendato, deve essere ritirato perché la volontà del governo sembra essere solo quella di contrastare, di ostacolare, di impedire l'attività della società civile nel Mediterraneo centrale. Poi la stoccata finale, in attesa di riprendere il largo. L'obiettivo è chiaro, non si vogliono avere tra i piedi testimoni scomodi, non si vogliono avere tra i piedi quelle navi che non soltanto salvano persone la cui vita è a rischio nella traversata tra la Libia e le coste italiane ed europee, ma soprattutto si vuole impedire quel lavoro quotidiano che stiamo conducendo ormai dal 2018 di denuncia delle sistematiche violazioni dei diritti umani che vengono operate dalla cosiddetta Guardia Costiera libica, in realtà milizie finanziate dall'Italia e dagli altri governi europei che non salvano vite in mare ma catturano persone e le deportano